Ciao a tutti cari amici di Alte Montagne e ben ritrovati nel canale. Oggi è domenica 9 maggio e sono in compagnia di Gabriele, Mattia e Rocco e andremo a svolgere una bella escursione qui in Val Canzoi partendo dal lago della Stua, sentiero numero 806. Proveremo ad arrivare fino al bivacco Feltre. Proveremo. Su 1400 metri, Bene. Si spacca oggi, ma siamo in buona compagnia anche qua con i giovani. Ciao, a tra poco. Eccoci qua, ben ritrovati amici, dopo circa 20 minuti di cammino, sempre sul sentiero 806 e stiamo costeggiando il lago della Stua e adesso tra un po' è finito il perimetro del lago e imboccheremo il sentiero e comincerà un po' la salita. La giornata è ottima, stupenda, un bellissimo sole e la temperatura è ancora bella fresca, frizzante della mattina, ma comunque tra un po' siamo sicuri che ci scalderemo bene, ecco. Gabriele che mi accompagna oggi nel periodo pre-Covid, reduce da una bella esperienza in Nepal dove ha effettuato un trekking di quanti giorni, Gabri? 26 giorni. Su che zona? L'Alto Dolpo, vicino al Tibet. Abbiamo raggiunto i 5400 e passa metri. Era una spedizione di quante persone? Eravamo in 8 persone con 8 Sherpa, totale di 16 persone con i muli e tutto il resto. Ecco. Potete vedere il video al mio canale dopo, Nicola vi farà vedere. Dopo metterò il link in descrizione. Comunque ecco, sono in buona compagnia. Per oggi il dislivello, ragazzi, mena sono 1400 metri di dislivello. Oggi mena.
sono ancora molti alberi che ostacolano il percorso ancora dalla tempesta Vaia che si è abbattuta in queste zone e non sono ancora stati rimossi, per cui abbiamo dovuto fare un paio di deviazioni, e una delle quali su un sentiero secondario di servizio, e abbiamo dovuto tagliare buona parte del percorso. E comunque poi abbiamo riallacciato il sentiero più in alto, ecco. Abbiamo superato adesso una bella cascata e proseguiamo, dai, verso la casera Cimonega. Bella Gabri! Siamo arrivati alla casera di Cimonega, è a 1630 metri e come potete vedere il paesaggio si presenta ancora con vesti invernali. Infatti siamo rimasti molto sorpresi, sebbene alla partenza non ci fosse traccia di neve, poi man mano che siamo saliti con l'altitudine il manto nevoso si è fatto sempre più importante, diciamo, ecco. Ci siamo fermati, ci siamo riposati, abbiamo mangiato. Non continueremo per il bivacco Feltre perché il sentiero è ancora completamente nevato, quindi è pericoloso, dai. Siamo stati comunque contenti di questa uscita che comunque per il momento, a causa delle varie deviazioni per colpa della tempesta Vaia che ha interrotto più volte il sentiero, è stata di circa 4 ore, quindi contiamo di scendere un po' in meno tempo, ecco. Bella tosta. Grandi tutti, grandi ragazzi. Ecco, e allora ultime riprese e poi si prende la via da ritorno.